Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Il nostro nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dello sport va a cominciare naturalmente ricordandovi la vostra e la nostra web tv www.venetoglobe.com. C'è il canale essenzialmente sportivo all'interno della casa madre appunto Veneto Globe che si chiama streamingsport.it. Da alcuni giorni è partita anche un'emittente radiofonica in web, la web radio VG.radio che potrete ascoltare con i nostri audio e i nostri programmi. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, normalmente canale 95 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24 l'emittente, ogni giorno alle 19:40 il primo appuntamento, in seconda serata il secondo e nella prima parte della mattinata il terzo e ultimo appuntamento in registrata. Dopo la Ferrari, vediamo le principali notizie. Dopo la Ferrari, vi dicevo, tocca alla Red Bull presentarsi, una Red Bull super snella con il suo pilota Verstappen già molto carico. La RB16, così chiamata, sarà subito in pista a Silverstone. Sempre nell'ambito dei Gran Premi, intanto il Gran Premio di Cina è stato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus. Ieri sera con la cerimonia alle ore 20 ad Anterselva sono scattati i mondiali di biathlon, previsti 160.000 spettatori. È un'Italia che parte tra le favorite con le punta di diamante nel femminile come Vierer e Vittozzi. Nella prima gara in programma quest'oggi la staffetta mista dell'Italia ha conquistato la medaglia d'argento alle spalle della fortissima Norvegia e davanti alla Repubblica Ceca. Parliamo di calcio perché ieri sera Inter-Napoli è stata la prima semifinale, l'andata della prima semifinale per quanto riguarda la Coppa Italia. La compagine meglio dire, di Gattuso ha vinto per 1-0 contro l'Inter con una rete di Fabian Ruiz. L'Inter ha creato pochissimo e ha subito il Napoli. Ora ritorno il 5 marzo al San Paolo. Intanto stasera tocca al Milan che sull'erba nuovamente di San Siro affronta la Juventus provando a fare sua la prima gara prima del match di ritorno. La 24esima giornata intanto del campionato comincerà con Lecce-Spal, Bologna-Genoa ed Atalanta-Roma, tutte gare che si disputeranno venerdì. È arrivata la conferma che l'Under 19 di calcio disputerà le fasi elite del campionato europeo proprio in Veneto. Abano Terme, Mogliano e Padova saranno le tre sedi. Abano Terme il 25 marzo ospiterà la sfida tra l'Italia e la Slovenia. A Mogliano poi il 28 marzo gli azzurrini se la vedranno contro l'Islanda, mentre la terza gara Italia-Norvegia sarà disputata il 31 marzo all'Euganeo di Padova. Da oggi inizia anche la Final 8 di basket della Coppa Italia per il basket maschile che vedrà di fronte ad iniziare le ostilità per così dire Milano-Cremona, mentre alle 20:45 questa sera Virtus Bologna contro Umana Reyer Venezia. Domani gli altri due quarti tra Sassari e Brindisi e Brescia Fortitudo Bologna. Nel campionato di pallavolo femminile di A1 ieri sera giornata infrasettimanale del campionato con la vittoria della capolista Imoco Volley Conegliano contro Bergamo, un altro 3-0. Sentiamo il tecnico Santarelli dopo la vittoria. Siamo molto contenti, una bella vittoria secondo me su un campo difficile contro un bell'avversario che sta facendo bene adesso, veniva da una vittoria importante ma anche da altre belle prestazioni, secondo me è una vittoria assolutamente non scontata, quindi questo 3-0 secondo me vale doppio, quindi oggi sono particolarmente contento perché vincere così, ripeto, giocando anche secondo me a tratti molto bene, mi rende molto orgoglioso della squadra, un bel risultato, quindi ancora più convinti dei nostri mezzi perché siamo un bel gruppo, stiamo lavorando bene, a prescindere dallo starting six che metto all'inizio gara, stiamo davvero giocando una bella pallavolo e questo mi inorgoglisce tanto da allenatore. Quindi diamo tutti appuntamento domenica per il match clou contro Novara. Contro Novara, ci vediamo in casa con un Palaverde tutto esaurito contro una bella sfida storica, contro un avversario importante, sarà una bellissima pallavolo per tutti.
Lo ha detto proprio Santarelli. Domenica 19ª giornata del campionato con l'Imoco in casa al Palaverde nel big match contro Novara e c'è già il sold out. A proposito di Novara, Novara va al terzo posto perché ha vinto ieri sera contro la Scandicci per 3-1, quindi sale al terzo posto in classifica dopo Busto. Nella pallavolo maschile squadre italiane in Champions alle 21 questa sera Benfica-Perugia e poi il derby italiano tra Trento e Civitanova. Con i risultati di ieri, umbri sicuri del primo posto nel girone e marchigiani qualificati già ai quarti per quanto riguarda appunto la pallavolo maschile. Mentre nel tennis, qui abbiamo la foto di Sinner che avanza a Rotterdam, è stato un pochino fortunato perché c'è stato il forfait di Albot che ha permesso così a Sinner di affrontare un altro turno del torneo e tra l'altro ha affrontato il numero 10 al mondo Goffin battendolo per 7-6, 7-5. Complimenti a Sinner. A New York invece Seppi approda ai quarti di finale. Parliamo di atletica leggera adesso. Oggi a Vittorio Veneto, presso la sede della Silca SPA, si è tenuta la conferenza stampa presentazione di Michele Gazzola, neo amministratore delegato della Silca SPA. C'era da festeggiare un doppio anniversario, i 40 anni per l'atletica e i 30 anni nel triathlon. I numeri parlano di un crescendo inarrestabile che ha portato nel 2019 ben 25.900 atleti partecipanti a 21 eventi organizzati in 3 province diverse. La prospettiva è quella di superare nel 2020 i 31.000 atleti oltre a 26 eventi a calendario. Ma andiamo a sentire le prime parole di amministratore delegato Silca. È interessante naturalmente sapere come lo sport possa essere importante per Michele Gazzola. Parlo di sport perché ne sono appassionato, parlo di sport perché a mio parere si unisce bene a quello che facciamo tutti i giorni, no? Il focus, l'energia, la passione per quello che facciamo è fondamentale nello sport e nel lavoro. Io credo che oggi Silca e le società sportive collegate al nome di Silca abbiano un impegno nel proseguire 40 anni di storia. Credo che sia un dovere innovare nella tradizione e quindi essere assolutamente ancora impegnati e trovare nuovi modi di fare quello che abbiamo fatto fin qui. Si è parlato di dilettantismo, si è parlato di professionismo, si è parlato di agonismo. Aldo Zanetti dice non spaventa più la parola agonismo ed è giusto che sia così. Allora io credo che l'agonismo sia un elemento essenziale dello sport, sia una componente essenziale. Credo che l'agonismo aiuti i ragazzi, i giovani, più giovani, ad essere ispirati e a seguire dei modelli e quindi credo che sia essenziale per allargare il perimetro di quello che facciamo, riportarlo al centro della nostra attività, senza dimenticare che lo sport c'è un'età per fare lo sport e c'è un'età specifica per iniziarlo in maniera, come dire, importante. Credo che Aldo l'abbia detto bene, no? Seguire i passi che vanno fatti per arrivare all'agonismo è un altro elemento fondamentale. È un agonismo anche da parte di Silca perché 40 anni non sono pochi. No, non sono pochi, e credo che quello che Silca ha dimostrato in 40 anni è la costanza ed è l'impegno. Quello che posso dire oggi è che continua. Buon lavoro quindi a Michele Gazzola, neo amministratore delegato della Silca SPA. Andiamo a parlare di rugby con i Leoni del Benetton che si stanno preparando ultime ore in quella della Ghirada perché poi domani viaggio via, si parte per Newport dove si riapre il campionato di Pro 14. Partenza domani vi dicevo, però con grosse assenze, oltre ai nazionali non ci saranno Duvenage e Tavuyara ancora infortunati e per Crowley il coach ci sarà da schierare un 15 che è quasi obbligato sulla carta e non. Andiamo a parlare di calcio per la Serie B, Spezia Cremonese finita 3-2 per lo Spezia, in campo si va già domani sera con Pescara Cittadella, sabato invece Benevento Pordenone, Venezia Entella, qui a Venezia c'è il rinnovo di Gianmarco Zigoni, il giocatore ha rinnovato, dopo speriamo che naturalmente si possa vedere più spesso in campo dopo gli infortuni che ha subito e poi lunedì a chiudere la Serie B Chievo Salernitana.
Nella Serie C Vicenza sempre al comando, 57 punti, domenica questi gli abbinamenti: Padova-Fermana, Triestina-Vispesaro, Lanerossi Vicenza Virtus Verona e lunedì chiude Reggiana-Arzignano. Per la Serie D in testa sempre il Campo d'Arsego, mentre per quanto riguarda il Montebelluna la Trevigiana in mezzo alla classifica, più verso i play-out, deve fare attenzione anche al prossimo turno, che è quello contro il Villafranca a Villafranca Veronese. In eccellenza nel girone A il Giorgione prova a rimanere nella parte alta della classifica, è ritornato al quarto posto in classifica, mentre nel girone B più che mai vivo sia in alto sia in basso. Da segnalare intanto nel QDP, nell'Union QDP, l'abbandono della squadra e del calcio, in questo caso di Zeckovic, il bomber che lascia il calcio giocato dopo alcune incomprensioni, si dice, con la società del quartier del Piave. E per quanto riguarda appunto il campionato di promozione, andiamo a sentire quello che ci ha detto il capitano della formazione di Mauro Conte, ovvero dello Pitergina, nel nostro consueto settimanale appuntamento di Dilettanti a tutto campo, condotto dal nostro Riccardo Bonvicini. Eccolo. Allora Fabio, avete vinto ieri 2-1 contro l'Ambrosiana, squadra che è tranquilla centro classifica, però che vi ha fatto sudare i 3 punti. Sì, sicuramente è una buona squadra, visto anche l'andata, è una squadra bella tosta, preparata. Poi quando vengono giustamente adesso da noi tutti danno il massimo perché giocano contro la prima classifica e poi qualcosina in più lo danno. D'altra parte noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e portare a casa questa vittoria. Insomma, lo diciamo prima fuori onda, state facendo benissimo, 52 punti con solamente una partita persa, avete 14 punti di vantaggio sulle seconde, che è cambiato nuovamente perché il Carlo, che ha perso a Villorba, è stato raggiunto dal Treviso. So che voi fate tutti gli scongiuri del caso, però insomma 14 punti con 9 partite da giocare è un vantaggio non da poco. Beh, sicuramente lo sappiamo che noi questo è un vantaggio importante a questo punto della stagione, però finché la matematica non ci dà la certezza di vincere questo campionato, dobbiamo lottare, perché abbiamo visto come ieri le partite sono toste, noi non abbiamo mai stravinto le partite, abbiamo vinto solo col Gode, mi sembra 3-0, sempre 1-0, 2-1, e quindi sono tutte partite tirate. Era il capitano Campaner dello Pitergina, la squadra di mister Mauro Conte, davanti con molti punti di distacco, come avete sentito, rispetto al Treviso. Stiamo per concludere, andiamo a parlare di basket con la Serie B. C'è la Ruker Sanve che ha vinto a Cremona dopo un tempo supplementare, una partita importantissima per restare sempre agganciati a -4 a Bernareggio, che è in testa alla classifica. Vi ricordo che sia Bernareggio sia la Ruker sia Palestrina saranno 3 delle 8 formazioni che daranno vita a Ravenna alla Final 8 di Coppa Italia per la categoria Serie B per l'appunto. C'è un giocatore in queste ore che si è ritagliato uno spazio importante di visibilità mediatico ed è Durante, che contro Cremona ha preso in mano la squadra, la Ruker, e l'ha portata al sorpasso e alla vittoria, e la Ruker così ha già avuto, mi pare, delle richieste per il giocatore, insomma potrebbe fare cassa vendendo il giocatore, poi la domanda è: converrà vendere oppure no? Questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento giornaliero con venetoglobe.com, il nostro consueto appuntamento dedicato al mondo dello sport. A domani!